Dopo la neve che ha baciato le Olimpiadi sono arrivate temperature quasi primaverili, che a febbraio sono decisamente sopra la media stagionale con lo zero termico dato a 3000 metri. C'è preoccupazione per la possibilità di valanghe. I rischi sono quelli che continuano da inizio dell'inverno e ora si sono anche un po' diversificati. Abbiamo sui quadranti settentrionali, quindi tutti i versanti nord, nord-ovest, nord-est, ancora strati deboli persistenti inglobati nel manto, con le nevicate che sono succedute in questo ultimo periodo che si stanno in questi giorni molto appesantendo a causa delle alte temperature. Le Alpi in febbraio hanno visto 2 decine di persone perdere la vita. Non sono mai troppi i consigli sul cosa fare, il dove non andare, il saper rinunciare. Come diciamo anche come soccorso alpino da tutto l'inverno di fatto, questo è un inverno molto particolare che si è caratterizzato da frequenti nevicate con spessori ridotti. Questo ha fatto sì che il manto sia strutturato con strati deboli inglobati che lo rendono molto fragile. Quindi su tutti i versanti nord, anche per il lavoro compiuto dal vento e quindi la creazione di grandi accumuli da vento a tutte le esposizioni, è ancora da evitare di sciare o di percorrere pendii che abbiano pendenze superiori ai 30 gradi.